Allora, ti ho visto scendere da un camper. Siete tu, tua moglie e quanti bambini? 3 bambini Dell'età che va da 4 anni e 3 mesi a 1 anno qualche giorno fa. Ha fatto il compleanno. Auguri, tanti auguri. Come si chiama lui? Lei, Anna Sofia. Lei, rifacciamo. Come si chiama lei? Anna Sofia. 3 figli stavi dicendo? 3 figli per 6 nomi però, perché ognuno ha un nome doppio. Al nome dove? Senti, allora mi incuriosiva questo fatto di vedere te, una famiglia di 5 persone con 3 bambini e un camper. Tu già hai un camper, giri in roulotte? Avevamo una roulotte. Io da piccolo ho un bellissimo ricordo di una roulotte che è stata la gioia della famiglia. Poi io avevo un fratello più grande, quindi siamo cresciuti in un camper, siamo cresciuti nel campeggio, quindi siamo divertiti. Una cosa che vuoi far rivivere i tuoi figli? Potrebbe trasferire a loro, sì. Quindi che metratura di camper più o meno è adatta per una famiglia come la vostra? La metratura dipende dal metro quadrato del portafoglio. Ah, bravo! Perché se è piccola ci possiamo stare anche con l'amore, si sta dappertutto. Poi noi guardiamo avanti anche per avere il quarto, quinto figlio. Quindi... Addirittura famiglie numerose. Un camper con la roulotte dietro, perciò. Ecco. Perché non vi siete fermati, vero? Ma no, non si- adesso sì. Per adesso Fai vicino a tua moglie, scusami. adesso ci siamo fermati. Sì. Senti, quindi 3, com'è? Faticoso avere a che fare con 4. Meno male che ti è nata la femmina, avvicinati. Ti è nata la femmina perché eri minoranza, c'erano 3 maschi. Com'è vivere con questa famiglia così numerosa? Spazi ampi e aperti per farli correre, quindi l'idea di una vacanza in camper potrebbe essere l'ideale per poter non avere limiti di spazio da un certo punto di vista. Quindi anche Andare ovunque. è ottimo gestire la famiglia perché guidi, ti porti appresso moglie, marito, figli, non avete bisogno. Adesso a viaggiare, fare le valigie per tutti diventa un incubo, quindi invece c'hai la casa che ti sposti direttamente. Allora, per quelli che hanno bambini, tanti bambini come voi, che consiglio possiamo dare? Ma appunto, non so. Noi vi consigliamo, voi non ce l'avete ancora però. No, non ce l'abbiamo ancora, quindi dobbiamo prima provare prima di poter dare consigli. E allora non potrete dare consigli. Ancora no. Sì, cos'è il camper? Mi dici tu cos'è il camper? Una casa con Come dice lui, una casa con le ruote. una casa con le ruote. Va bene, senti, io vi auguro di prendere il camper che desiderate. Che dire, il consiglio è quello sempre di fare una vacanza in famiglia che sia della libertà. libertà, natura e amore. Che vivere in un ambiente così piccolo tutti assieme dovete per forza andare d'accordo o no? Ma certo, è così, deve essere così ogni estate, guarda. Ogni estate. Ogni anno. Va bene, Ciao. in bocca al lupo e ci vediamo quando saranno più grandi. Vai, Italia. Italia. Sky devi dire. Evviva Sky. Va bene, grazie, ciao.